Sono le 11:39. In Prato della Valle il tradizionale mercato del sabato, davanti al foro boario autorizzato dalla questura, un presidio statico con banchetto con la presenza di alcuni attivisti del movimento di estrema destra Casa Pound. Abbiamo visto una nuvola di ragazzi giovani, mi pare l'età dei 20-25, l'età ti vedi ragazzi giovani, erano ventina che arrivavano da quella direzione lì. Dal momento subito noi non abbiamo capito che forse hanno intenzionato di gradire i signori che erano qua, diciamo, col suo gazebo. Abbiamo pensato magari simbolo di amicizia, magari non so se stanno parlando fra di loro o magari facevano così normale. E un bel po' quando abbiamo visto sono arrivati qua, dopo abbiamo accorto sinceramente che sono arrivati, subito hanno messo la mano addosso, pugni, sberle. Sono arrivati e hanno cominciato a battere. Tutto là. Tante botte. Tante botte. Le sedie nella schiena. Dopo il blitz gli aggressori fuggono. A terra restano alcuni militanti di Casa Pound, feriti saranno portati in pronto soccorso. In Prato della Valle arrivano le volanti della polizia che blocca nelle strade vicine i 20 partecipanti all'azione accompagnati in questura dove è al vaglio la loro posizione. Sull'asfalto della piazza più grande della città restano ancora alcuni pezzi di plastica del banchetto e la grande paura. Mi dispiace, quella che abbiamo visto sinceramente, non so altro. Certo che di sabato, poco prima di mezzogiorno, il Prato della Valle è pieno di gente. Sì, è stata una cosa veramente molto... siamo rimasti tutti scioccati, perché non pensiamo mai arrivare a quel livello lì, insomma. Ci sono delle indagini in corso per chiarire i fatti. Di certo non è mai mancata e non mancherà mai la mia ferma condanna per ogni fatto di violenza, fa subito sapere Sergio Giordani, sindaco di Padova, che aggiunge la sua nota. È indispensabile che la vivacità civica della città si svolga sempre nelle modalità democratiche e non violente, dove per tutti ci sono come bussola irrinunciabile i valori costituzionali. Ferma la condanna del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che chiede la chiusura di centri sociali abusivi. Io mi batterò sempre affinché ognuno possa esprimere liberamente la propria idea nel rispetto delle regole democratiche. No alla violenza, no alle intimidazioni, i centri sociali occupati abusivamente vanno sgomberati e chiusi.